Intervistiamo Alessandro Pattaro e Fabrizio Zabeo. Alessandro è ingegnere idraulico e ambientale presso Idea Ingegneria, mentre Fabrizio è presidente del comitato Allagati di Favaro Veneto. Interviste e storie su Radio Venezia Live Social. Bentornati qui su Radio Venezia, interviste e storie live social. Questa sera ai nostri microfoni ci sono Alessandro Pattaro e Fabrizio Zabeo. Buonasera. Buonasera. Cari amici ascoltatori, voi che ci state seguendo dai social, Alessandro è ingegnere idraulico e ambientale presso Idea Ingegneria, mentre Fabrizio è il presidente del comitato Allagati di Favaro Veneto. Ma questa sera non so chi dei due, tra Alessandro e Fabrizio, inizierà a rompere un po' il ghiaccio con noi e ci parlerà per primo. Intanto direi, Alessandro, ti vedo un po' più forse improntato nel prendere parola. Potresti dirci appunto presso Idea Ingegneria qual è il tuo ruolo? Allora, io sono il direttore tecnico, sono ingegnere idraulica ambientale e all'interno dello studio mi occupo di idraulica e ambiente, di tutti i temi che sono all'ordine del giorno, potremmo dire, nella gestione del territorio, dalla compatibilità idraulica all'analisi del pericolo idraulico, i contratti di fiume, le valutazioni di impatto ambientale, di incidenza ambientale, diciamo di valutazione ambientale strategica, insomma tutti i temi che riguardano la gestione del territorio e in particolare con una vocazione molto forte di relazione con il territorio. E uno dei temi di cui mi sto occupando da un po' di tempo a questa parte è anche quello della facilitazione e coordinamento dei processi decisionali pubblici come i contratti di fiume, che sono degli strumenti di democrazia partecipativa finalizzati alla gestione condivisa del territorio. In questo processo, in tutta questa attività, mi sono relazionato con quelli che sono i soggetti più illuminati, che hanno una visione sul futuro, quindi con amministratori pubblici più sensibili e poi anche con le associazioni del territorio. Una di queste, ad esempio, con cui ho collaborato proficuamente, è il comitato degli Allagati di Favaro, e quindi Fabrizio Zabeo è stato uno dei miei collaboratori, degli scudieri, con cui abbiamo fatto tantissime iniziative e con il quale abbiamo anche promosso il contratto di fiume del Marzenego e tanti altri nel territorio. Quindi c'è sempre stata una piena collaborazione tra di voi, sia con il comitato degli Allagati di Favaro ma anche con tantissime altre associazioni. Ricordo ad esempio la Salsola, Lega Ambiente, tantissime associazioni, ma soprattutto per quanto riguarda il tema degli allagamenti, che è uno di quelli che ha colpito pesantemente il nostro territorio, con Fabrizio Zabeo, che è stato uno dei animatori più indefessi per promuovere attività e iniziative pubbliche per andare a sollecitare gli amministratori affinché il nostro territorio fosse più sicuro. Fabrizio, direi di passarti la parola sul tema degli allagamenti, magari puoi spiegarci qualcosa in più. Sì, esattamente, perché veniamo da lontano, nel senso che i primi allagamenti non sono stati proprio il 2006-2007, erano già 10-15 anni che noi subivamo allagamenti e avevamo già visto che il territorio non andava con soluzioni su questo tema, anzi ogni anno vedevamo che eravamo colpiti più pesantemente. Nel 2006 abbiamo avuto un allagamento pesante che poi si è riproposto a un anno di distanza, il 26 settembre 2007, va bene, in modo pesante, cioè l'anno prima eravamo 1800 allagati, famiglie allagate, e l'anno dopo, nel 2007, 6.500 famiglie nel nostro territorio veneziano, Venezia è comune. Pertanto il problema non è solo di casa mia, il problema è: ho sempre creduto nel dialogo e nella partecipazione e ho sempre dichiarato anche che il comitato, va bene, doveva morire, doveva sfumare, doveva non esistere più dal momento che il problema era stato risolto. Noi siamo ancora a rischio, tanto è stato fatto. Lo dico, dormiamo più serenamente, a parte qualche zona, però la soluzione non è ancora risolta del tutto, anche perché il territorio è fragile. Ma siamo qui, e lo dico perché
siamo convinti che la partecipazione e l'incentivo alla partecipazione, il dialogo portano a buone soluzioni. E questo è il nostro pensiero e lo sanno comunque gli amministratori, lo sanno chi gestisce per esempio i consorzi, chi gestisce va bene la rete fognaria che è data in appalto, va bene, non è il comune direttamente a gestirla, ed altre soluzioni che con questo tipo di buona volontà possiamo lavorare bene, nel senso che i lavori vengono fatti, va bene, seriamente, è presente senza che ci sia qualcuno che tira la coperta di qua di là, come è una brutta abitudine italiana. Ecco. Allora questa partecipazione sana, e noi l'abbiamo provato perché sono 10 anni che abbiamo questo tipo di approccio, ecco, e rispetto soprattutto a quelle che sono le istituzioni, e pertanto l'incentivo nostro è proprio di discutere in maniera radicale e far sì che i lavori vengano fatti in maniera risolutiva. Ecco, ripasso ad Alessandro perché conosce questo problema benissimo. Noi anche con una sensibilità all'ambiente, devo dirlo dopo passo, nel senso che ho visto, e non ho 60 più anni, ho visto che risolvere i problemi in maniera naturale, cosa vuol dire naturale? Vuol dire è facile mettere pompe, dobbiamo ritornare a rinaturalizzare, vuol dire credere dove ci sono i fossi. Accumulare l'acqua dove non c'è, vedi, siamo in carenza d'acqua anche, però nei momenti siamo allagati. Certo, pertanto, ecco. Si passa da un estremo all'altro. Esatto, vedi? E questo solo in 15 anni. Vuol dire che dobbiamo radicalmente cambiare, ma soprattutto dobbiamo dialogare, portare in modo che le soluzioni quando vengono, va bene, trovate, va bene, vengono realizzate, ma soprattutto è con certezza che tutti sono stati, diciamo, coinvolti. Certo. Alessandro, e secondo te come si potrebbe sensibilizzare di più e ritornare appunto ad una coerenza anche con la natura stessa? Allora, noi abbiamo creduto fortemente, siamo stati i primi, potremmo dire, in Veneto, in questo strumento, quello del contratto di fiume. L'abbiamo seguito quando è nato, in Italia, quindi dal 2007 sostanzialmente, qui quando c'è stata la convocazione del primo tavolo nazionale dei contratti di fiume. In realtà questo tipo di esperienza è stata importata in Italia nel 2002 in Piemonte. Però potremmo dire che la svolta è avvenuta nel 2007 quando questo processo, questo del contratto di fiume, ha trovato un'innovazione, è stata impressa un'evoluzione verso un processo di democrazia partecipativa vera e propria. Prima aveva un'impostazione più concertativa, più integrata, quindi i soggetti, cioè i vari enti che sono deputati alla gestione del territorio venivano coinvolti, ma non venivano coinvolti invece quelli che sono i portatori di base, ad esempio potremmo dire gli allagati, i pescatori, la comunità. Quindi noi abbiamo creduto molto in questo strumento. Qui in Veneto poi, proprio con un gruppo di associazioni, e ricordo appunto la Salsola, soprattutto Lega Ambiente, il Comitato degli Allagati di Fabaro, abbiamo promosso un convegno al quale ha partecipato anche il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, che è il professor Massimo Bastiani, e abbiamo fatto una prima iniziativa nel giugno del 2013, e da allora abbiamo lanciato una manifestazione di interesse e abbiamo coinvolto i consorzi di bonifica, gli amministratori, quindi gli enti di governo del territorio, gli enti locali, in diversi luoghi. Ad esempio ne abbiamo promosso uno qui sul Marzenego, sul fiume Marzenego, ne abbiamo promosso uno ad esempio lungo i fiumi Meolo, Valle Musesta, nel bacino scolante della laguna di Venezia, un po' ad oriente, ecco, di questo territorio veneziano. Ma un po' dovunque abbiamo concorso alla divulgazione di queste buone pratiche sul contratto di fiume, ecco. Questo è uno strumento in cui noi crediamo molto e con il quale noi riteniamo che tutti i temi, ecco, che sono fondamentali per una gestione condivisa e sostenibile del territorio vengono coinvolti, ecco. Certo.
Beh, sono temi veramente molto importanti, però purtroppo noi abbiamo finito il tempo a disposizione. Quindi se siete d'accordo con me adesso andrei a dare qualche vostro riferimento in maniera che così possano contattarvi al numero di telefono 041 63 1652. Possono trovarvi in via Ugo Vallenari 37 a Mestre in provincia di Venezia. Su Facebook vi possono trovare come Idea Ingegneria. Possono altrimenti visitare il sito www.ideaingegneria.com. Alessandro, Fabrizio, io vi ringrazio veramente per essere venuti qui con noi ai nostri microfoni e per averci parlato di un tema così importante. Vi auguro di passare una buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Mentre voi, amici di Radio Venezia, continuate a seguirci sui nostri social e ai nostri microfoni per scoprire nuove storie. La tua intervista, la tua storia, solo su Radio Venezia Live Social. Perfetto, liberi.